Quando ero bambino e andavo a Clausetto, mi piaceva arrivare fino alla piazza della fontana di Nujaruc. Mi rinfrescavo con la sua acqua deliziosa e riposavo dopo la camminata. Un giorno la maestra in classe ci disse che l'acqua dei torrenti, dei ruscelli e dei fiumi andava a finire nel mare. Da quel giorno, a volte, restavo per ore a guardare la fontana e a pensare. Sognavo di essere una delle gocce d'acqua di quel ruscello che viaggiava verso la pianura, tuffandosi nel corrente Cosa per confluire nel tagliamento fino a raggiungere il mare che non conoscevo. A casa dicevano che il mare bagnava le coste di Montevideo e lì c'erano i miei zii e mio padre. Papà c'era andato tanti anni prima e me lo ricordavo vagamente. E allora immaginavo di essere appunto quella goccia, di arrivare lì e di riconoscerlo. Il tempo mi ha fatto crescere e un giorno sono partito per l'Uruguay. Montevideo, la città dove siamo nati, ha accolto i nostri genitori, nonni e bisnonni friulani. Le loro esperienze fanno parte della nostra identità. Le loro storie hanno stupito la nostra infanzia. La loro operosità ha temperato la nostra giovinezza, l'ha formata sull'esempio della loro onestà. Oggi vi raccontiamo un'altra storia di emigrazione friulana. Il Friuli è una regione magica. Oggi andremo lì, arrivando fino alla sua capitale, Udine. Poi continueremo verso ovest per raggiungere il posto dove inizia questa storia. Ed è in uno di questi luoghi di sorprendente bellezza che nasce il nostro protagonista, Guido Zanier Tramontin. Il 2 maggio 1923, nell'ex provincia di Udine, nel comune di Clausetto. Non per niente Clausetto viene chiamato il balcone del Friuli, un posto dove la natura regala paesaggi montani bellissimi e che però allora spesso negava a molti dei suoi abitanti la possibilità di procurarsi stabilmente di che vivere, il cibo necessario alla sopravvivenza. I suoi genitori, Pedro Zanier e Luisa Tramontin, si erano sposati nel 1908 e così sono nati Santa nel 1908, Leonardo nel 1910 e Tranquilla nel 1912. L'infanzia dei fratelli Zanier, come potete immaginare, non è stata per nulla facile, come non lo fu allora per gli abitanti del resto del Friuli. La famiglia viveva in una casa tipicamente contadina a Vaganins, un borgo abitato per larga parte da mezzadri che lavoravano nei campi e nei boschi circostanti. Ciò sommato alle conseguenze della Prima Guerra Mondiale, che tra il 1914 e il 1917 ebbe come uno dei principali scenari bellici proprio il Friuli. Dopo la battaglia di Caporetto inizia la ritirata verso il Piave, segnata da diversi scontri e battaglie tra l'esercito italiano e le armate dell'impero austro-ungarico. Un cimitero, situato in Val d'Aros, a pochi metri da dove vivevano gli Zanier, testimonia ancora oggi uno di questi scontri. Quando nacque Guido, l'Italia si trovava già sotto il giogo del fascismo. Le condizioni di vita divennero allora ancora più difficili.
Ce le descrive in un suo articolo intitolato Podestà a Clausetto, dove le cariche servono da sgabello per interessi personali, e pubblicato sul blog degli storici del Friuli occidentali, dallo storico Stefano Gasti. Gasti fa alcune osservazioni assai interessanti. Le condizioni economiche costringono la popolazione a emigrare soprattutto verso la Francia. Nel 1921 gli abitanti erano 3.115. Nel 1931 sono 2.621 e circa 80 famiglie sono emigrate in via definitiva. Nel 1936 si evidenzia un nuovo calo della popolazione a 1.846 abitanti. Per molti è un esodo definitivo e in particolare nella frazione di Pradis molte case vengono abbandonate per sempre. In un'altra pagina si legge: nel maggio 1939 Clausetto viene definito come uno fra i 4 comuni più depressi dell'intera provincia. Senza dubbio questa situazione spinge Pedro, il padre di Guido, ad emigrare e raggiungere l'Uruguay, dove si trovavano già i suoi cognati. Dopo qualche tempo in Uruguay, Pedro forma una nuova famiglia, si stabilisce a Paysandú e non manda più denaro alla sua prima famiglia, che lo aspetta a Clausetto. Il Friuli lascia in tutti i suoi figli un segno emotivo profondo, che in un certo senso viene poi trasmesso a noi e che resta indelebile. Raccogliamo la testimonianza di una nonna centenaria di Pradis, filmata dal nipote Dylan Giannoccaro. Probabilmente lei ha conosciuto Guido, ma non abbiamo osato chiederglielo. Il mio paese, com'è bello il mio paese, circondato da monti e colline, verdi prati tutti in fiore. A primavera il canto degli uccelli e il nibbio in alto vola. Lontana è la speranza di tornare, la nostalgia aumenta nel mio cuore, mai nessuno può capire. Vediamo cosa ci racconta il professore stesso del suo paese natale in una intervista nel notiziario Mandi. Sono nato a Clausetto, un piccolo paese della zona prealpina spilimberghese, che si affaccia, come un grande balcone, sull'immensa pianura friulana, e lì ho trascorso la mia infanzia, negli anni non facili, che precedettero la Seconda Guerra Mondiale. Sono innamorato del mio paesello, delle sue colline, delle sue montagne, delle sue amene vallate, delle sue profonde voragini nelle quali, dall'alta valle di Pradis fin giù sopra Castelnuovo, si infossa il Cosa, creando fantasmagorici paesaggi lunari. A contatto con la natura sono cresciuto forte e ribelle, fino all'età di 12 anni, correndo tra prati verdi e fioriti, tirando sassi ai lampioni della strada, aizzando i cani contro i gatti del paese, inerpicandomi per le montagne in cerca di stelle alpine, infilandomi con gli amici nella profonda forra del Cosa in cerca di gamberi o qualche rara trota, tendendo lacci alle lepri, ai ghiri o agli scoiattoli, preparando tagliole per le volpi e i tassi, inoltrandomi per lunghe ore nei boschi di faggi e castagni in cerca ora di nidi, ora di fragole, ora favi di miele selvatico, ora di funghi. Nei lunghi inverni, quando la neve copriva tutte le cose e non era facile uscire, guardavo qualche uccello in gabbia e dietro ai vetri delle finestre il grande chiostro delle montagne, sognando, al di là di esse, mondi arcani e misteriosi che forse un giorno avrei raggiunto anch'io. Quando veniva la primavera e gli alberi da frutto si coprivano di foglie e di fiori, mi riempivo, come tutti i miei compagni, le tasche di maggiolini che poi ci portavamo a scuola e che all'ora della lezione posavamo discretamente sulla ribalta del banco per vederli poi levarsi in volo uno dietro l'altro da quell'improvvisata pista di decollo e ronzare per l'aula silenziosa in cerca di una finestra aperta da cui evadere verso il cielo turchino. Anche Leonardo, fratello di Guido, emigra, però in Francia, e in poco tempo la famiglia perde ogni contatto con lui.
l'intelligenza di Guido si fa notare presto, già nel suo paese natale. Così, finite le scuole elementari, le sue sorelle fanno ogni sforzo possibile per fargli proseguire gli studi, aiutate in ciò anche dal parroco, che si adoperò non poco affinché Guido potesse portare avanti la propria formazione. È lui stesso a raccontarlo così sul notiziario Mandi. Poi le cose cambiarono. Per continuare i miei studi dovetti lasciare il mio paese e, come la gran parte dei miei compagni, scesi verso la grande pianura, verso il grande mondo per me a quei tempi ancora sconosciuto. Durante la mia prima fanciullezza, come quasi tutti i ragazzi della mia età, sognai, via via, di essere soldato, pompiere, macchinista di quel treno che laggiù, nella grande pianura, correva lasciandosi dietro un filo di fumo. Corridore di biciclette e qualche volta anche pilota. Sì, signore, pilota. Pilota di uno di quei pochi aerei che vedevo di tanto in tanto spuntare dietro il Monte Pala, solcare brevemente il cielo di Pradis e poi sparire dietro le creste del Tayet. Un testimone che il figlio ha preferito non nominare a causa dell'età e dello stato di salute, descrive così Guido. Sì, come ricordi di lui. È tornato svolte, ma la seconda non l'hai veduto. Mi ricordi che mio pare mi diceva: non si studia tagliet, chiale Guido c'è molto che studia. Guido al zevet al bos di Lovaciet e all'eve a plene vues. Guido ha continuato i suoi studi a Portogruaro, come testimonia questa fotografia. Scorrendo l'elenco degli alunni, notiamo come tra gli studenti ci siano sempre parecchi clausettani. La vocazione all'insegnamento è nata nel corso della mia istruzione secondaria e superiore, quando ero lontano dal mio paese, dove tornavo solo d'estate per trascorrere le vacanze. In un'intervista alla docente, storica e giornalista Clara Aldrighi, Guido afferma: Nel 1940 non ero stato ancora arruolato. Avevo soltanto completato un'istruzione per l'addestramento degli ufficiali di riserva negli Alpini. Non ho quindi combattuto sul fronte la guerra del 1940-43. Consultando le autorità dell'Associazione Partigiana Osoppo Friuli di Udine, il responsabile della biblioteca archivio Renato Del Din, il dottor Yuri Kozianin conferma. Dall'esame del foglio matricolare, conservato presso l'Ufficio Documentale dell'Esercito, risulta che Guido Zannier venne esentato dagli obblighi di leva in quanto studente universitario. In calce è annotato il suo periodo partigiano, con i medesimi estremi temporali, ma con qualifica diversa, ovvero addetto ai collegamenti di brigata, il che farebbe ritenere che ricevesse ordini direttamente dal comando di brigata e non appartenesse quindi ad un singolo battaglione. Compiuti i miei studi secondari a Udine, mi iscrissi nel 1942 all'Università di Padova, ma non l'ho quasi mai frequentata davvero, a causa dello stato di guerra, dei bombardamenti, eccetera. Dice ad Aldrighi: L'entrata in guerra dell'Italia, a fianco della Germania, segnò la tappa finale e più drammatica del fascismo. Il problema si acuì quando l'Italia, nell'estate del 1943, uscì dall'alleanza con la Germania. L'8 settembre significò l'occupazione dell'Italia da parte delle truppe tedesche e il disarmo dell'esercito italiano. I tedeschi, padroni assoluti della situazione, cominciarono una sistematica persecuzione contro coloro che non si misero a disposizione dei loro obiettivi. Effettuarono una serie di arruolamenti obbligatori e tra coloro che furono chiamati alle armi dai tedeschi c'ero anch'io. La gioventù oppose il suo rifiuto. A volto scoperto noi, come altri, abbiamo detto no. Non capivamo la ragione di lottare a fianco della Germania. Il nostro dovere era un altro.
Personalmente e per tradizione familiare ero antifascista, ma bisogna tener conto che il 90% della gioventù di allora era nata sotto il fascismo. Avevamo vissuto la nostra infanzia e la nostra gioventù con il fascismo. Eravamo stati istruiti da 20 anni di dittatura. Il mio approccio alle formazioni partigiane è stato un processo maturato poco a poco. Il primo atto fu l'aperta disobbedienza alla coscrizione. Insieme ad altri mi nascosi così nelle foreste vicine. Lì ci hanno contattato membri del CLN. Abbiamo avuto un momento di disorientamento. Eravamo infatti di fronte a due proposte, due tipi di resistenza, una di lotta urbana e un'altra di campagna. Io sono intervenuto nelle forze di guerriglia di campagna. La mia regione, il Friuli, era una terra particolarmente importante perché attraverso di essa transitavano tutte le truppe venute dalla Germania. C'erano due grandi formazioni. Il gruppo delle Brigate Garibaldi, con orientamento comunista, e un'altra, costituita dal gruppo delle Brigate Osoppo Friuli, con orientamento genericamente democratico. C'è stato un periodo precedente in cui ho portato avanti un sistema di resistenza passiva, capillare, propagandistica, organizzativa, diciamo. Questo fino al settembre 1944, in cui intervenni in azioni militari. Clauzetto è stata una zona favorevole per la guerriglia partigiana. Un gruppo di partigiani osovani si insedia a Casera Palamaior, in comune di Clauzetto, nel marzo 1944. Ai primi di aprile, un distaccamento di garibaldini del battaglione Matteotti e osovani del battaglione Italia assalta la caserma dei carabinieri di Clauzetto. Sulla rivista Il Barbacian del dicembre 1994 apparvero due articoli su un fatto accaduto 50 anni prima. Il primo articolo, Testimonianze, quel Perdon dal 1944. In occasione della ricorrenza del Perdon Grande, quasi tutti quelli che allora c'erano conservano ancor vivissimo il ricordo di quel giorno. Si celebrava come di tradizione e con la solennità che il tempo di guerra poteva consentire la più grande festività religiosa. Su un altro articolo, Clauzetto e la Pedemontana, nei tempi difficili del 1943-1944, si legge: Domenica 21 maggio 1944. 3 reparti militari in assetto di guerra, guidati da collaboratori fascisti, invasero diversi paesi. A Clauzetto, circa 200 uomini furono fermati in chiesa durante la funzione religiosa e incolonnati sotto la sorveglianza di soldati armati avviati a piedi verso il fondovalle. Alcuni appartenenti alla Resistenza si buttarono nella boscaglia di Paludea, sfidando le pallottole dei militari. Gli altri furono ammassati nella caserma Bevilacqua di Spilimbergo. Questi eventi di maggio hanno aperto gli occhi a molti. Nel giugno del 1944, padre Generoso, cappellano partigiano, parlò ai giovani di Clauzetto nei locali della latteria sociale e li invitò, se non volevano finire in Germania come quelli del giorno del Perdon, ad arruolarsi nei partigiani. In luglio, circa 70 giovani affluirono nei reparti combattenti dell'Osoppo e una dozzina in quelli della Garibaldi. Nell'agosto 1944, la prima divisione Osoppo Friuli organizza un ufficio stampa con una piccola tipografia a Pratis di Sotto. In Friuli esisteva un altro problema, molto serio e molto complesso, dovuto in alcune zone alla presenza delle formazioni partigiane jugoslave. La presenza di queste formazioni jugoslave, che avevano una visione politica e territoriale rispetto al Friuli del dopoguerra molto diversa dalla nostra, indusse la maggioranza di noi ad aderire al gruppo delle Brigate Osoppo Friuli. Ero attivo lì. Ecco il giuramento che feci in quel periodo. E il mio pseudonimo era Giorgio.
Il dottor Yuri Kozianin indica: Guido, detto Giorgio, indossa il fazzoletto verde dell'Ausoppo, una bustina, di norma in panno grigio-verde, del disciolto Regio Esercito, il cui fregio è sormontato da un nastrino tricolore partigiano. Imbraccia un mitra a canna corta, Sten MK2, di fabbricazione britannica. Avviolanciati dagli alleati, gli Sten diventarono uno dei simboli della resistenza italiana. Più difficile risulta identificare la giubba, tuta, indossata e l'accessorio al collo. Ho avuto diversi comandanti. Il comandante generale aveva il nome di battaglia Verdi, ma il suo vero nome era Candido Grassi. Più tardi fu deputato socialista. Il comandante, di cui vedi la firma qui, non è del gruppo, ma della mia divisione. Eugenio, il cui vero nome era Giuseppe Napoli, un ebreo perseguitato dal fascismo, che si unì alle nostre forze guerrigliere. Il dottor Yuri Kozianin prosegue: è confermata dall'allegata scheda personale che Giorgio fece parte della 4ª Brigata Mameli, della 1ª Divisione d'Assalto Osoppo Friuli, dal 1 settembre 1944 al 24 giugno 1945. Costituita tra luglio e agosto 1944, la brigata venne schierata in Val Tramontina e Meduna, con il compito di difenderne in particolare gli accessi meridionali, stretto del ponte di Eracli, e settentrionale, passo di Mont di Rest. A comandarla furono nell'ordine: Francesco Rampolla del Tindaro, alias Roncioni; Attilio Zanier, alias Niso, clausettano senatore della Repubblica; e Giuseppe Napoli, Eugenio. Al momento del reclutamento di Giorgio, la brigata era strutturata in 3 battaglioni: il Patria, acquartierato a Casa Abis a Tramonti di Sopra, il Val Meduna, nell'omonima valle, e il Val d'Aros, a Campone. La scheda indica per Zanier la qualifica gerarchica di caposquadra, al comando di una decina di uomini, non precisando nel battaglione di appartenenza. I nostri ideali erano espellere il nemico invasore e porre fine ai resti del fascismo. È emblematico che i nostri battaglioni si chiamassero Libertà, Indipendenza e Democrazia. Mentre a Clausetto e zone limitrofe continuava l'attività dei partigiani. Il 18 ottobre 1944 il comune di Clausetto è invaso da bande armate e non è quindi accessibile a forze isolate di polizia, tanto che quella stazione dell'arma è stata soppressa. Il controllo del territorio è in mano ai partigiani. Nel dicembre si stabilisce a Clausetto un reggimento di cosacchi in funzione antipartigiana. A Pratis di Sotto, con cavalli e masserizie, sistemati in una grotta naturale. La mia regione era una terra molto particolare, perché di lì passavano tutte le truppe che provenivano dalla Germania e scendevano in Italia per combattere sul fronte italiano contro gli alleati che avanzavano da sud. Per ostacolare questo movimento di uomini era necessaria la presenza di forti formazioni guerrigliere, di forze, di armi che andassero verso il fronte. Abbiamo combattuto in condizioni davvero dure. Abbiamo trascorso 2 inverni in montagna, con la neve, con molte privazioni. Non avevamo scelta. Se ci fossimo arresi, avremmo avuto l'obbligo di unirci alle truppe tedesche o essere deportati in Germania, o forse fucilati, come il più delle volte succedeva. Abbiamo agito facendo saltare permanentemente le linee ferroviarie, le autostrade, i ponti. Il nostro scopo era essenzialmente il sabotaggio. Non avremmo mai potuto affrontare una divisione tedesca. Loro avevano carri armati, cannoni, aerei. Noi avevamo fucili, alcune mitragliatrici. La nostra attività consisteva in iniziare una battaglia e poi ritirarci, scomparire. Scendevamo, facevamo saltare un ponte e scomparivamo. Abbiamo preso le armi negli scontri con i tedeschi, togliendole ai caduti. Nella fase conclusiva abbiamo avuto frequenti rifornimenti alleati
lanciati di notte attraverso opportuni segnali aerei. La guerra è sempre un episodio molto brutto. Ovviamente siamo intervenuti in episodi bellici molto sanguinosi, ma il nostro ideale era lottare per porre fine a una situazione drammatica per l'Italia. La maggioranza dei partigiani accetta il fenomeno della guerra come una necessità inevitabile. Dovevamo combattere, lottare, uccidere, ma era una necessità che ci era stata imposta. Tutto ciò ha dato i suoi frutti. Il 25 aprile, il 90% del popolo italiano prese le armi per scacciare i tedeschi. In 5 o 6 giorni cacciammo via i tedeschi nella furia del popolo e gli alleati entrarono trionfalmente il 1 maggio in una Udine già liberata dalle forze partigiane. A me è toccato, con la mia formazione, di conquistare la città di Spilimbergo. Insomma, in Friuli, in quegli ultimi giorni, abbiamo disarmato 18.000 tedeschi e circa 4.000 fascisti. Una volta finita la guerra, il sentimento che provavano Guido e tanti altri ex partigiani è quello di una profonda insoddisfazione. Nell'Italia del dopoguerra, gli ideali della Resistenza non furono pienamente realizzati. È stata questa la nostra delusione. Sorse un'Italia dove gli ideali di libertà, indipendenza, soprattutto giustizia sociale, passarono in secondo piano rispetto agli interessi preminenti delle classi borghesi italiane, che identificarono la ricostruzione materiale del paese con i propri interessi. Dopo la guerra sarebbero arrivati i riconoscimenti per la scelta di vita fatta. Il professor Zannier è stato insignito della Croce al Merito di Guerra per la sua partecipazione alla lotta di liberazione e della Croce di Combattenti d'Europa della Confederazione Europea degli Antichi Combattenti di Parigi. Mi sono laureato come dottore in lettere all'Università di Padova nel 1947 e prima della mia partenza ho insegnato lingua italiana e latina per 3 anni a Udine. Ho trascorso alcuni anni dell'istruzione secondaria nelle città di Spilimbergo e Pordenone. Ci racconta Sandra Arman. Papà Dionisio Arman, classe 1928, e Guido Zannier si incontrarono per prima volta nella sede della Famé Furlane di Montevideo in Uruguay. Dopo i convenevoli e dopo aver parlato dei luoghi di provenienza di ciascuno, emerge che Guido Zannier si era recato a Casarsa della Delizia perché aveva insegnato alla scuola media di Valvasone. La conversazione scorre e papà cita che aveva frequentato l'Accademiuta fondata da Pierpaolo Pasolini. A questo punto Guido Zannier riferisce che l'incarico presso Valvasone era stato assegnato in sostituzione di Pierpaolo Pasolini. Piccoli frammenti di vite friulane narrate dai protagonisti dall'altro capo del mondo. Mi piace ricordare questo aneddoto perché coinvolge mio padre e quello della mia amica Sandra. E come racconta nelle interviste, Guido è un grande appassionato della montagna friulana. Le cime lo attraggono, lo seducono. Sono giunto in Uruguay nel febbraio del 1951. I motivi che mi ci hanno spinto sono stati vari, anche se nessuno di essi determinante. Visitare parenti che risiedevano qua a Montevideo da lungo tempo, l'offerta di un contratto di insegnamento presso un'istituzione scolastica locale, il desiderio di migliorare la prospettiva della mia incipiente carriera, la volontà di uscire dal chiuso mondo in cui la gioventù d'allora viveva i difficili anni del dopoguerra italiano, e poi ancora il misterioso richiamo di un'affascinante chimera che mi attraeva con una forza sconosciuta verso queste terre. Pasado un tiempo de años de trabajo, Antonio se retira y se viene a afincar en Montevideo. Y en ese tiempo Antonio vuelve a Italia. Visita a sus hermanas y bueno, y conoce a través de las versiones familiares de
del trayecto de Guido, ¿no? Del trayecto de Guido como estudiante. Yo no tengo claro si ya se había laureado, pero bueno, lo impulsa a visitarnos. Y Guido realmente en un primer momento, lo dice él, lo toma como una visita, como una experiencia de, no pensando en el comienzo de establecerse. Il 1 febbraio si recò con la sorella Santa a Montevideo, a bordo della nave Conte Grande, in arrivo il 17 febbraio 1951. Dell'Uruguay mi è piaciuta presto l'atmosfera. Erano i tempi d'oro, in cui i montevideani non chiudevano la porta di casa nemmeno la notte. L'Uruguay a quel tempo era davvero il paese ideale, sia per la sua organizzazione politica che per le libertà che concedeva. Il posto giusto, insomma, un posto dove si coltivavano soprattutto gli ideali di libertà e democrazia. Le gusta el país, le gusta esta tranquilidad después de la guerra que había vivido, le gusta la gente y bueno, y finalmente se queda nel país. L'adattamento non è stato facile, lontano dalla patria, in un paese completamente sconosciuto, anche se ospitale e in certi aspetti molto simile all'Italia. Inizialmente senza amici né colleghi, con una forma mentis alquanto diversa da quella della gente che mi circondava, confesso di aver avuto alcune difficoltà. Poi, lentamente, le cose sono cambiate. Ho trovato un lavoro stabile, mi sono fatto parecchi amici e soprattutto ho conosciuto centinaia di giovani allievi che presto hanno riempito la mia giornata. Ha insegnato per più di 30 anni in diversi istituti secondari e superiori italiani e uruguaiani a Montevideo. Tra gli altri l'Istituto Italiano di Cultura, la Scuola Italiana, Società Dante Alighieri e la Facoltà di Architettura. Cuando él comienza a trabajar, comienza con clases de italiano. Bueno, empieza a dar clases en la escuela italiana. Guido ahí ya después ingresa al IPA y ahí comienza, bueno, el despegue de toda esa carrera de estudio, de investigación, de trabajo que no va a terminar nunca. Il mio nome è Stefano Casini, io sono giornalista italiano. Appena arrivato, dopo poco tempo di essere arrivato qui in Uruguay, mi sono trovato e ho conosciuto Guido Zanier, perché è stato professore di italiano alla scuola italiana dove io andavo, nella vecchia scuola italiana nella via Magallanes e Uruguay. E quando sono entrata io è venuto c'era il professor Simini. Con lui abbiamo fatto l'accordo culturale Italia-Uruguay, e l'Istituto Artigas per gli insegnanti di italiano. Tutti gli insegnanti che andavano all'interno a formare gruppi dell'Istituto Italiano. Si insegnava l'italiano dappertutto. Sono stati gli anni di oro proprio. Lui aveva dei corsi all'istituto, faceva dei corsi, veniva quando c'era qualcosa di importante, qualche riunione di insegnanti o di gente della cultura italiana. Veniva all'istituto a fare conferenze, organizzavamo corsi nei corsi superiori, perché io ero proprio in quel ramo lì dell'insegnamento e della segreteria dei corsi. Nel suo curriculum vitae evidenzia: dal 1953 al 1983 è stato professore titolare della cattedra di linguistica italiana dell'Istituto de Professores Artigas di Montevideo, dove ha contribuito alla formazione professionale di oltre 250 professori di italiano, titolari di altrettante cattedre dell'insegnamento medio e superiore dell'Uruguay. Nel 1970 è vincitore, presso il medesimo istituto, del concorso per la cattedra di storia della lingua spagnola.
preparamos el examen de ingreso al Instituto de Profesores Artigas, y el examen consistía no solamente en la especialidad y demostrar conocimientos sobre la especialidad, sino que teníamos que dar un examen en una lengua extranjera, y elegí italiano como lengua extranjera. Y ahí conocí al profesor Guido Sagnier. Me llamó la atención justamente su manera de proceder, porque era una persona que nos sacó los nervios del examen, nos habló de una forma muy tranquila, explicó el porqué y la importancia de haber elegido una lengua como el italiano, cercana al español, y además nos dijo que hiciéramos la traducción de forma tranquila, pensando mucho y dándonos la oportunidad de reflexionar y de no apurarnos. Al ingreso a la carrera de profesorado, me encuentro nuevamente con el profesor Guido Sagnier, y esta vez como docente de la asignatura, porque él estaba dando en el Instituto de Profesores Artigas la asignatura de latín. Un docente preocupado por el alumno, que nos brindaba siempre seguridad y mucha bondad. Lo descubrí cuando lo tuve como docente en la lingua latina, no? Dal 1967 fu professore ordinario di linguistica romanza e professore incaricato di metodologia della ricerca filologica della Facoltà di Lettere dell'Università della Repubblica. Dal 1971 fu pure professore ordinario di lingua italiana della Facoltà di Diritto e Scienze Sociali, carriera di traduttori pubblici. Ha diretto per alcuni anni i dipartimenti di linguistica e di filologia classica della Facoltà di Lettere. Ha anche diretto i corsi di lingua e cultura italiana del Comitato di Montevideo della Società Dante Alighieri. Tengo responsabilidades en una asociación para promover la cultura italiana, que es la Sociedad Dante Alighieri, aquí en Uruguay en una segunda etapa, y tenemos 3 ejes de trabajo. Uno es la difusión de la cultura, otro el aprendizaje o la enseñanza del italiano, y tercero, uno más burocrático pero muy importante, que es la certificación oficial para algunos trámites tanto a nivel de ciudadanía como de becas, a través de lo que se llama el protocolo PLIDA. Y hoy me gustaría hablar de otra lengua italiana, que es el friulano, y a la labor de una persona que fue Guido Sagnier, que yo lo conocí de vista poco, pero que sí lo conocí mucho a través de la opinión muy respetuosa y de una admiración importante que mi padre le profesaba. Mi padre friulano, compañero de Famé Furlan, viajero en alguna de estas delegaciones que unían los dos lugares, siempre mi padre se expresó con el máximo de los respetos y admiración. Si bien es cierto que el italiano es necesario como lengua articuladora de una realidad diversa, siempre defendamos las raíces. Il professor Sagnier fu membro dell'Accademia Nazionale de Lettres dell'Uruguay e membro corrispondente dell'Accademia di Scienze, Lettere ed Arti di Udine, socio benemerito con medaglia d'oro della Società Dante Alighieri, membro del Comitato d'Onore del Centro Italiano di Studi Esteri di Napoli e membro fondatore del Circolo Linguistico di Montevideo. Y con el correr de los años me nombran académica de número de la Academia Nacional de Letras para ocupar el sillón Francisco Acuña de Figueroa. Los integrantes de la academia somos 19 y cada uno de los sillones tiene un nombre muy importante de nuestra cultura, de la cultura uruguaya. Cuando se ingresa a la academia, es el deber del académico que ingresa decir un discurso
ante sus pares y ante el público en general. Y por norma siempre se alude no solamente al nombre y a la persona del, en este caso Francisco Acuña de Figueroa, sino también a su antecesor inmediato. Y en mi caso, mi antecesor era el profesor Guido Sagnier. Cuando yo me enteré que me tocaba el sillón que había ocupado en su momento el profesor Guido Sagnier, sentí una enorme emoción, porque supe siempre el valor académico de gran estudioso que tenía el profesor Guido Sagnier. Y eso se comprueba si se lee el discurso de ingreso del profesor Sagnier a la Academia Nacional de Letras. Es un discurso muy bien armado, pero tiene dos partes bien marcadas. La primera parte, donde él hace una relación de quienes lo rodean a él como personas muy importantes de la cultura del Uruguay. Pero hay una segunda parte, y esa segunda parte es un trabajo de investigación muy profundo sobre Alfonso X el Sabio. Fu vicepresidente del comitato di Montevideo della Società Dante Alighieri, membro cooptato del COEMIT e presidente della sua commissione di cultura, e presidente del CASIL, Centro Assistenza Scolastica Lavoratori Italiani dell'Uruguay. Fu vicepresidente del CEI, Centro Studi Italiani. Il professor Sagnier è stato commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. A corollario di questo curriculum, ascoltiamo cosa dice a riguardo. Durante 20 anni del mio insegnamento universitario, nella cattedra di linguistica romanza della Facoltà di Lettere e Scienze, ho cercato di organizzare su solide basi scientifiche lo studio della romanistica, nuovo in questo paese. Ho cercato soprattutto di far crescere nei nostri giovani studenti l'interesse e l'amore per lo studio delle lingue e della cultura dei paesi neolatini, che sono appunto quelli che hanno raccolto l'eredità latina che ancora oggi ci unisce e ci accomuna in un'unica tradizione di civiltà e vita umana. Per quanto riguarda la sua vita sociale e privata, ci racconta: Poi ho conosciuto la compagna della mia vita, mi sono sposato, ho messo su casa e mi sono formato una meravigliosa famiglia. María Julia es alumna de uno de sus cursos de italiano. Y bueno, eso fue ya 3 años después que había llegado. Bueno, y allí se dio la pareja y se casan. Nel 1954 sposò Maria Julia Bauzà, di cui era stato insegnante. Da questo matrimonio nacquero 2 figli, Sandra e Bernardo. Aveva anche una casa per le vacanze presso una località costiera, dove piantò alcuni alberi originari della propria terra e dove il focolare occupava un posto di rilievo, radunando la famiglia attorno al fuoco, condividendo in quegli anni chissà quante polente. Sono rientrato per la prima volta in Italia 18 anni dopo il mio arrivo in Uruguay. Il rivedere le nostre care montagne, belle e imponenti, che sembravano aspettarmi lì, sempre immutate e ferme al loro posto, mi ha fatto riandare ai tempi lontani quando, fanciullo, correvo ai loro piedi o mi inerpicavo sulle loro cime. Ma l'impressione maggiore da me sperimentata fu quella di rivedere il nostro Friuli, che avevo lasciato con le laceranti ferite della guerra ancora alla vista, completamente risanato e cambiato in meglio in tutti i suoi aspetti. Le case, le fabbriche, i paesi, i campi e le città, tutto mi parlava del famoso miracolo italiano e mi metteva sotto gli occhi una nuova e meravigliosa realtà. Un nuovo capitolo conflittuale si sarebbe ripresentato nella sua vita. Per oltre 10 anni ho insegnato lettere italiane e latine e successivamente per 2 anni
Ho diretto, con il sostegno e la collaborazione dei suoi docenti, dei suoi alunni e genitori, dei suoi dirigenti e del governo italiano, la benemerita casa di studi di tutti gli italiani. Avevo vinto il concorso per direttore generale, ricoprendo quella carica per 3 anni fino a quando non sorse un conflitto tra il consiglio di amministrazione e me. Era mia ferma intenzione instillare nei giovani gli ideali di libertà, democrazia e tolleranza. Per questo mi sono trovato in contrasto con il consiglio di amministrazione. Un altro problema era la mia costante preoccupazione che l'istituzione coltivasse l'insegnamento in modo particolare della lingua e della cultura italiana insieme agli studi uruguaiani. Un terzo motivo è che ho cercato di mantenere il carattere popolare della scuola, che fosse alla portata della comunità italiana e soprattutto delle classi meno abbienti. Ulteriore motivo di contrasto fu l'acquisto e il trasferimento della scuola dal centro a Carrasco. Lì ho presentato le mie riserve. Il problema si acuì del tutto quando celebrai alla scuola il 25 aprile, data della liberazione dell'Italia dal giogo nazifascista. Questo fatto portò alla mia espulsione. Col trasferimento della scuola si perdono 800 studenti. I membri del consiglio osservarono che ne avevano guadagnati 1500, ma non era la stessa cosa, poiché gli alunni del centro erano figli di italiani che avevano diritto a frequentare quella scuola. Dal 1955 in poi ha scritto più di una trentina di pubblicazioni scientifiche su vari temi linguistici e filologici. I suoi testi, analisi e articoli hanno stimolato la riflessione di numerosi altri autori che, partendo dai suoi scritti, hanno elaborato diversi nuovi lavori. Come famiglia friulana, ci interessa evidenziare il saggio svolto sull'origine della parola linsgiera, che in friulano si scrive linghiere e che nel Rio della Plata ha lo stesso significato che in friulano. Su Il Barbachan fu pubblicato anche un ulteriore saggio sull'uso di altre parole di origine friulana. E ovviamente sottolineiamo la pubblicazione del libro El Friulano. Il friulano è una lingua neolatina, sorella dunque dell'italiano, dello spagnolo, del francese, del portoghese, eccetera. Degno pertanto, alla pari di questi, di essere studiato in un corso universitario di linguistica romanza. Durante gli anni accademici 1972, 1978 e 1983 si sono tenuti nella mia cattedra singoli corsi monografici sull'origine, evoluzione e struttura del friulano. Da tali corsi, analogamente a quello che è avvenuto col portoghese, il catalano, l'italiano, il provenzale e il mozarabo, ne è venuto fuori un libro, per l'appunto El Friulano, un testo sul quale i giovani uruguaiani imparano a conoscere molte cose relative alla nostra lingua friulana. Contemporaneamente Zannier svolgeva anche un profondo lavoro di insegnamento e di ricerca nell'ambito accademico, partecipando così molto attivamente alla vita della cultura italiana in generale. A me ha insegnato molto sui temi della comunità italiana, perché lui è stato sempre un uomo con molto compromesso nella comunità italiana. È stato sempre un grande italiano, si sentiva uno dei dirigenti italiani. Dopo il periodo dittatoriale, divenne presidente di 2 associazioni, delle quali condivideva i valori. Una di queste è l'Associazione Culturale Garibaldina, di cui fu fondatore e presidente dal 1985. Valorizzando la figura di Giuseppe Garibaldi e ciò che essa rappresenta, Zannier è stato un faro per l'intero ambito culturale italiano. La sua eredità, i suoi ideali di libertà, democrazia e giustizia sociale sono ben presenti anche nella rivista Garibaldi, curata dall'associazione che Zannier appunto presiedeva
e nella quale ha pubblicato diversi articoli. Garibaldi e l'ideale di libertà, sul numero 1 e poi nelle seguenti pubblicazioni. Omaggio a Luigi Pirandello. 25 anni di pensiero politico-istituzionale italiano. Compagni di Garibaldi. Jesse White Mario. Guerra di re e guerra di popolo nel Risorgimento italiano. Garibaldi in Francia. La campagna dei Vosgi. Il linguaggio dei due punti. Sotto la sua presidenza, l'associazione Garibaldini sviluppò un'importante attività sociale e culturale, segnata da momenti indimenticabili e altamente emozionanti. Soy Milka Rapa, presidente de la Asociación Cultural Garibaldina de Montevideo. Tuvimos el privilegio de contar con el profesor Guido Zanier entre los fundadores de nuestra asociación en 1985 y además de que nos acompañara durante 10 años hasta su fallecimiento. Fue nuestro primer presidente y el primer director de la revista Garibaldi. El 20 de septiembre de 1985, recién fundada la Asociación Garibaldina, realizamos un acto en la casa de donde vivió Garibaldi con su familia durante su estadía en Montevideo, y el discurso de apertura lo ofreció el profesor Guido Zanier. La revista Garibaldi fue un rasgo distintivo de la Asociación Cultural Garibaldina de Montevideo. Garibaldi fue una revista de difusión internacional, de publicación anual, y de la que salieron 30 números. Fue dirigida por el profesor Zanier durante sus primeros 10 años y en ella sus artículos tuvieron un contenido sumamente enriquecedor. Pero además, toda su vida se caracterizó por esa irradiación de conocimientos que lo caracterizó y de mantener en alto los valores humanistas y la lucha por la libertad de pensamiento, que también fueron los principios por los que luchó Garibaldi. Fin dal suo primo arrivo in Uruguay, si avvicinò alla nostra istituzione. La vita familiare e il lavoro a un certo punto lo allontanarono un po' dalla Famee Furlane, ma mai dalla sua amata terra. Ovunque si trovi, raccoglierà sempre informazioni, aneddoti e scritti sul suo Friuli. Nel 1985, dopo il periodo dittatoriale, diventa presidente della nostra associazione. Affianca agli usuali incontri sociali una sua propria impronta culturale. Il suo periodo presidenziale coincide con una nuova visione sulla diaspora. E soprattutto nelle riunioni dei giovani, dove tutti parlavamo, tutti avevamo delle idee, e questo uomo che si sedeva in generale insieme a un altro uomo, che era mio padre, e loro parlavano tranquillamente, persone, non so se erano cattolici, non so quali erano le sue idee politiche, ma quello che so che avevano una morale e una etica, le morali etiche più oneste e più coerenti di quelle che ho visto a qualsiasi persona. Poi del professor Zanier io ho un ricordo particolare, non soltanto di lui, anche di sua moglie. In un incontro, non ricordo sia a Cordova dove, un pomeriggio che avevamo il pomeriggio libero, siamo andati a prendere a Carlos Paz un cioccolato. Io non so di cosa abbiamo parlato, ma io ricordo a lui insieme alla moglie seduti in quel tavolo come una roba assolutamente familiare, lo sentivo molto vicino, una roba molto carina, una roba che sempre l'avrò con me nel cuore. È stata un'esperienza favolosa dal punto di vista culturale, dal punto di vista di imparare come si deve funzionare in gruppo, di lasciare parlare agli altri. Era un docente. Siempre las instituciones tienen que tratar de recordar, de honrar la trayectoria de aquellas personas que han dejado
una huella positiva. Nos hizo ver a todos el valor de la cultura, a la cual él dedicó su vida. Todos nosotros sentíamos orgullo de que él fuera el presidente de nuestra institución, porque las instituciones deben tratar, a pesar de que no lo hacen normalmente, todas las instituciones deben tratar de poner al mejor de sus hombres. Lo que siempre vi en él era que era un hombre de escuchar. Nos honró con su trayectoria, con su aporte, con su inteligencia. L'Ente Friuli nel Mondo collabora con la FAMEE e sotto la guida di Zanier si sviluppano insieme diverse attività. La mostra della civiltà friulana, l'edizione della Storia del Friuli di Pier Saverio Laich in lingua spagnola. Sempre attraverso l'Ente Friuli nel Mondo viene organizzato il viaggio in Friuli degli anziani di origine friulana residenti in Uruguay e quello di diversi ragazzi alla scoperta delle proprie radici. Oltre al congresso dei giovani dell'America Latina a Montevideo. Fueron años de mucha actividad, donde todos sentían que tenían que colaborar y colaboraban voluntariamente en algo que juzgábamos todo muy positivo. Recuerdo varios eventos que tuvieron lugar en Montevideo, en la muestra de la civilización friulana, de una significación muy importante, y después el lanzamiento para América Latina del libro de la historia del Friuli de Pier Saverio Laich. Recuerdo también muchas charlas, vamos a llamarle así, disertaciones que Zanier, acorde con su preparación y lo que quería transmitir a toda la asociación. Recuerdo muchas charlas, que alguna de ellas tuvo lugar, y más de una, en el Instituto Italiano de Cultura. Zanier collaborerà in diverse occasioni al Giornale dell'Emigrazione Friulana e ad altre testate regionali. Recuerdo también que el reconocimiento le vino desde Italia, desde el Comune de Tarcento, que lo distinguió como uno de los que ameritaba recibir il premio Epifania. Le sue opere sulla Marilenghe, lingua materna, non passarono inosservate nella città di Tarcento. Questa città, chiamata anche la Perla del Friuli, celebra infatti l'Epifania in un modo molto particolare. È senza dubbio la festa del fuoco. Dal palio dei Pigna Rulers, una spettacolare corsa con carriole infuocate che si disputa tra le borgate per le vie della città. La rievocazione storica in costume medievali. E l'accensione del Pignarul Grant, che dalla direzione del fumo trae gli auspici per l'anno nuovo. La serata si conclude abitualmente con uno spettacolo pirotecnico. Spicca inoltre ogni anno la consegna del prestigioso premio Epifania. Il premio Epifania si propone di dare un riconoscimento pubblico a persone e istituzioni che si sono distinte in campo professionale, artistico e culturale, valorizzando le proprie opere e la propria attività, il Friuli e la friulanità. E così, nel 1984, insieme ad altre 3 figure di spicco, lo ricevette anche Guido Zanier. Un prestigio riconosciuto anche dal comune di Clauzetto, che gli dedica una targa e vari altri omaggi. Ho ricevuto, con grande umiltà e riconoscenza, varie onorificenze, alle volte, credo, superiori ai miei veri meriti, che mi hanno
comunque spronato a fare sempre di più e sempre meglio. Tutti i nostri intervistati hanno sottolineato la gentilezza e l'umiltà di Zannier. Gli occhi chiari, quegli occhi azzurri, bellissimi, perché si vedeva l'alma, si vedeva cosa c'era dietro, il suo camminare tranquillo. La sua figura per me l'ho molto presente. Ho imparato molto, ho imparato l'onestità morale, la coerenza, tutto quello, devo dire, una bravissima persona. Hubo una actitud de él que me emocionó muchísimo, porque eran épocas muy difíciles. Ahora estamos transitando, recordando aquellas épocas. Y yo tuve unos meses ausentes, 2 meses más o menos ausente de las clases, y teníamos que tener asistencia, y por supuesto fui a hablar con todos los profesores, incluso con el profesor Zannier, sobre mis inasistencias. Y él tuvo el siguiente gesto: abrió la libreta de asistencias, miró, me dijo: señorita, usted conmigo no tiene ninguna falta. Para mí siempre fue un ser sumamente bondadoso, y se reflejaba, como dije, en su mirada. Y curiosamente no he perdido el contacto con gente que ha conocido al profesor Zannier, una profesora de italiano, que me acerca un día un libro que había pertenecido al profesor Zannier, y como yo por alguna circunstancia también seguía hablando del profesor Zannier, me acerca este libro que había pertenecido al profesor Zannier, de Janslev, Il linguaggio. Y lo tengo como un enorme recuerdo, porque a través de los años sigue un hilo conductor muy affettivo con il professor Zannier. Il fatto più importante è il fatto che quella sua simpatia, quella sua dolcezza di essere umano, quel suo sorriso che mai potrò dimenticare, che mai nessuno che l'abbia conosciuto potrà mai dimenticare, è un po' l'eredità che ci lascia Guido Zannier. A me mi ha insegnato tanto, ma mi ha insegnato anche, perché era un grande comunicatore, mi ha insegnato molto anche sul settore della comunicazione, che è quello che io ho fatto durante tutta la mia vita. Dopo, anche come giornalista, l'ho intervistato più di una volta, ricordo appunto quel suo buon umore anche, non solo quel suo sorriso, ma quel suo eterno buon umore. Quindi per me è stato un privilegio assoluto essere stato alunno di Guido Zannier e aver potuto imparare tanto da lui. Tuve el privilegio de conocerlo porque mis padres también fueron fundadores de la Garibaldina, y en mi recuerdo veré siempre su sonrisa afectuosa, propia de una persona llena de bondad. Y en la cultura uruguaya su aporte deja una huella imborrable. Muchas gracias. Quest'uomo, che dedicò la sua vita all'insegnamento dell'italiano, alla ricerca, e che lottò per la libertà dell'Italia, perse lo status di cittadino italiano, poiché per svolgere la propria professione in Uruguay dovette divenire cittadino uruguaiano. Io col professore ho imparato tante cose, ho imparato che uno può essere italiano fino a l'italiano più italiano e non essere italiano legalmente, perché non aveva la cittadinanza italiana, perché in quanto si è stabilito qui in Uruguay, ha fatto il suo studio, il suo lavoro qui in Uruguay, ha dovuto prendere, non rinunciare. Bisogna capire questo, che lui non ha rinunciato alla cittadinanza italiana. Lui, per motivi personali, ha dovuto prendere la cittadinanza uruguaiana, perché svolgeva la sua vita attiva qui in Uruguay, e quello comportava in quel momento la perdita automatica della cittadinanza italiana. Lui non ha rinunciato alla cittadinanza, non è stato un atto di volontà di rinunciare a quello che lui si sentiva, perché Zannier era friulano e italiano soprattutto. E quello che più colpisce, al di là del bellissimo ricordo del suo sorriso, della sua
bellezza di persona, di tutte queste cose, quello che più ricordo è il fatto della sua immolazione personale con la finalità di insegnare l'italiano. Questa è una cosa che colpisce a qualsiasi essere umano, perché una persona che per insegnare la propria lingua, la lingua della sua cultura, della sua formazione anche universitaria, che si immola perché per insegnare l'italiano a livello universitario, come lo ha fatto lui, bisognava essere cittadino uruguaiano. Quindi lui si è fatto cittadino uruguaiano per insegnare l'italiano, è quasi un paradosso. Morì nel 1996. L'intera comunità gli rese omaggio. Dei suoi collaboratori pubblicarono un libro in suo onore. Tutti i giornali della regione riportarono tristemente la notizia. La comunità friulana dell'Uruguay ha perso il suo pilastro più importante, il suo riferimento più insigne, ma resiste e fa memoria della sua eredità. Cuando ocurre el fallecimiento de Sagnier, me tocan decir unas palabras y no las tuve que pensar mucho, porque son esas cosas que nos enseñan que no hay que elaborar ni frases, ni adjetivos, ni expresiones difíciles para que nadie se las entienda. Dije simplemente que se había ido el mejor de nuestros hombres en ese momento. Recentemente è stato ricordato dalla Brigata Osoppo. Io leggerò la biografia di Guido Zanier, di cui oggi ricordiamo oggi in questa occasione, Guido Zanier, di cui quest'anno ricorre il centenario della nascita. Se è vero l'antico detto che il futuro è nel grembo di Giove, è pure altrettanto vero che una parte considerevole di questo futuro è frutto del lavoro degli uomini. Se noi friulani di Montevideo continueremo a lavorare uniti, giovani e anziani, e faremo le cose bene e con perseveranza, la nostra amata Famè continuerà a vivere e prospero sarà il suo futuro. E così, caro professore, la sua generazione ha passato la fiamma alla nostra, che oggi le rende questo piccolo omaggio, e un'altra generazione si avvicina per mantenerlo sempre vivo e presente. Voi l'avvio di Dagno Giovin, sale vivo, sale muerto, io e la lin la 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 lin la sale vivo, sale muerto, sale vivo. Voi la tiata a lui,